Euroregione News. 170 anni de Il Friuli. Il settimanale Il Friuli celebra i suoi 170 anni. A ripercorrere la lunga storia del settimanale, una mostra in Galleria Modotti a Udine, accompagnata da una serie di 5 incontri culturali tra aprile e maggio che si svolgeranno sempre nel salone della Galleria nel centro di Udine. All'inaugurazione della mostra sono intervenuti tra le autorità il sindaco di Udine Pietro Fontanini, l'assessora regionale Barbara Zilli a portare i saluti del governatore Fedriga, il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, il prorettore vicario dell'Università di Udine Angelo Montanari e il presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini. Il mondo industriale è stato rappresentato dall'ingegner Gianpietro Benedetti, da Alessandro Calligaris e Adriano Luci. Il direttore responsabile del Friuli, Rossano Cattivello, ha sottolineato il valore di questo storico settimanale per il territorio. 170 anni, visto che nacque all'inizio nel 1848 ma divenne periodico, uscì costantemente nel 1849, da lì che facciamo ricorrere l'anniversario. Appartengono non tanto a noi giornalisti, grafici, commerciali che lo producono ancora oggi, e neanche ai soci che hanno creduto in questo progetto e che hanno investito dei capitali, ma appartiene a tutta la comunità, è un bene collettivo, è un patrimonio collettivo, lo continuo a sottolineare perché con questa storia, con questo nome, il giornale Il Friuli è di tutti i friulani. La storia del Friuli è accessibile a tutti anche attraverso le sue pagine digitalizzate. È un'opera che ha svolto la Biblioteca Civica di Udine, più che meritoria, perché ha digitalizzato il nostro giornale ma anche altre testate dall'inizio dell'Ottocento fino al secondo dopoguerra. Quindi è un patrimonio che lo troviamo anche online, che è collettivo, anche questo, ed è facilmente sfogliabile. Uscito il 2 novembre del 1848, il Friuli iniziò le pubblicazioni regolari nel 1849, periodo di grandi fermenti risorgimentali di cui fu interprete nella ricerca della verità attraverso l'informazione. L'impero asburgico prima e il fascismo poi furono causa delle interruzioni di pubblicazione del giornale. Il Friuli in particolare nasce il 2 novembre del 1848. Anno di grandi fermenti risorgimentali che infiammavano tutta l'Europa, e anche in questa provincia al tempo dell'impero asburgico, il Friuli, ci fu questa esperienza, il desiderio e la voglia di raccontare la verità, di informare la gente, che è un'alternativa rispetto al regime del tempo, quindi ci troviamo in piena restaurazione, quindi dei grandi imperi europei. Un'alternativa era possibile nel senso della libertà, della democrazia e anche del pluralismo dell'informazione. Un'esperienza che fu portata avanti dai primi direttori, Giussani e Valussi, che si spense dopo qualche anno perché anche lì l'impero asburgico rimise ordine dopo il 48, ma come testata riprese vita con il Regno d'Italia, quindi dopo il 1866, con l'acquisizione del Friuli al Regno Sabaudo, iniziò un lungo periodo di pubblicazione come giornale di cronaca vera e propria, quindi raccontava i fatti anche dei piccoli paesi dell'allora provincia del Friuli, che ricomprendeva la parte dell'Udinese e del Pordenonese, e anche con delle pagine che oggi fanno sorridere, ma al tempo erano di grandi innovazioni, quelle pubblicitarie. Perché ci sono delle pagine datate 1870 con la promozione di piccole e medie aziende locali che producevano dei prodotti locali, con un linguaggio di marketing che è quanto di più attuale. E allora anche in questo caso il Friuli ieri, oggi è innovativo. Un lungo salto, arriviamo al 1900, dopo la prima guerra mondiale, e la testata Il Friuli, che era al tempo organo delle popolari friulani, fu preso di mira anche dalle violenze squadriste, fasciste, tanto che la tipografia che produceva il Friuli in via Treppo fu distrutta. Ancora alcuni anni, e dopodiché il regime fascista eliminò qualsiasi tipo di pluralismo dell'informazione. Un grande salto, un grande breakout fino al 1995, quando la testata è stata riscoperta nella versione attuale, come la conosciamo oggi,
e in questi quasi 25 anni, lo saranno il prossimo anno, si è sviluppata costantemente sotto l'aspetto grafico, della dimensione, delle formule di comunicazione, degli allegati, ricordo anche i magazine specializzati come il mensile Business, il Lifestyle, il Green, ma anche di pubblicazioni come libri e altro, ma senza mai cambiare e mutare lo spirito dei contenuti, quindi legati al territorio per far ragionare i friulani sul presente, dargli gli elementi utili di cronaca, di informazione e anche di opinione, perché si facciano una loro opinione e che sappiano guardare con fiducia al futuro, perché quando uno ha un'idea di futuro, allora è molto più sicuro di sé. Euroregione News.